A pochi chilometri da Vicenza, lungo la Riviera Berica, troviamo l'azienda agricola Palazzo Rosso Farm con Silvia Zini. L'azienda è già da più di 400 anni che è dedita all'agricoltura, perché come ben sappiamo i veneziani coltivavano i terreni nell'entroterra veneto già nel XVII secolo. Queste ville venivano usate come ville sia di lavoro che anche di soggiorno, di vacanza per i veneziani che le raggiungevano tramite i canali interni. E l'azienda comunque è sempre stata un corpo unico di circa 149 ettari e la predominante coltivazione sono sempre stati cereali. Ad oggi continuiamo la tradizione come nel passato, ma è una tradizione che si è rivolta al biologico adesso. Cerchiamo di combinare anche le rotazioni agricole con l'agricoltura sostenibile, soprattutto con l'agricoltura biologica. Da voi E è possibile soggiornare per una vacanza immersa nella natura? Palazzo Rosso, circa una quindicina d'anni fa, ha iniziato proprio la ristrutturazione di una parchessa rivolta a sud del complesso architettonico, diciamo, sede dell'azienda. E lì abbiamo iniziato ad ospitare molti turisti, soprattutto dal nord Europa, ma un po' da tutto il mondo. La maggior parte appunto sono proprio persone straniere che vogliono venire a visitare il E chi Veneto. soggiorna da voi può raggiungere facilmente quindi altre località del Veneto. C'è la possibilità appunto di raggiungere intanto la città di Vicenza, che è proprio a pochi chilometri da noi, e tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO, e sempre le città di Padova, di Verona, Treviso, Venezia. Molto spesso i nostri ospiti vanno anche a visitare le Prealpi, le Alpi Venete, le Dolomiti, il litorale adriatico, il lago di Garda, oltre anche a tutte le piccole cittadine, diciamo, medievali che ci sono intorno, come per esempio la cittadina di Montagnana, Cittadella, Marostica, Soave e tanti altri piccoli borghi antichi che si trovano anche lungo la Riviera Berica, ai piedi dei Colli Iberici, o anche nel parco regionale dei Colli Ugani, che è proprio qui vicino a noi, dove si può anche fare delle degustazioni e anche bere i vini locali che offre il territorio. Li invitiamo quindi a venire a trovarvi, a soggiornare da voi e da lì partire per altre escursioni. Grazie e buona giornata. Grazie a te, ciao.